Toto Nissanna, presidente della Nuoro Softball. Nei giorni scorsi Giovanni Malagò, presidente del CONI nazionale, le ha conferito un prestigioso riconoscimento, la medaglia d'argento al merito sportivo. Un premio alla sua decennale attività di dirigente sportivo, ma anche all'attività svolta dalla società che dirige. Soprattutto è merito dell'attività che si fa a Nuoro e quella internazionale e nazionale. Certo, ho ricevuto la lettera di Malagò e sicuramente una grande soddisfazione. Ringrazio per questo anche Sandro Floris, che è il delegato del CONI provinciale, che ha attivato la procedura per richiedere questo riconoscimento. Indubbiamente una soddisfazione. Dopo tanti anni, 25 anni di lavoro, questi sono i nostri premi, sono le grandi soddisfazioni che intendo però condividere con tutti quelli che lavorano per me, per il baseball e per il softball in Sardegna, a Nuoro, in Italia e anche in Europa. Lei è entrato anche a far parte del comitato nazionale della federazione, insomma anche questo è un prestigioso riconoscimento dell'attività svolta. Sono stato rieletto settimana scorsa per il nuovo quadriennio olimpico e anche questa è una grande gratificazione, ma fondamentalmente un'ulteriore responsabilità per portare avanti questo movimento, tra l'altro in un quadriennio che per noi è olimpico, visto che saremo a Tokyo. Lo faremo con la solita voglia di lavorare, voglia di riuscire, ma fondamentalmente anche per portare un po' di Nuoro nel mondo sportivo. Tornando alle cose di casa, state preparando il roster per la prossima stagione che vi vedrà tra le protagoniste del campionato di softball nazionale? Sì, abbiamo appena iniziato, pensiamo di completare il roster per i primi di gennaio, stiamo per chiudere il contratto con il nuovo allenatore, ma nel frattempo è già attivata tutta la parte del settore giovanile, per cui siamo già operativi con le bambine, con le ragazze, per cui abbiamo ricominciato anche per quest'anno e sarà sicuramente anche quest'anno un anno di grandi soddisfazioni.